È praticamente pronta e sarà operativa tra qualche giorno la nuova area comando della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle dopo un lavoro di ristrutturazione. Oggi c'è un momento particolare, ovvero la cerimonia di donazione di diverse opere d'arte da parte dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità di Favara in questo connubio con arte e istituzioni. Una bella intuizione, comandante. Sì, sicuramente è un modo per dare risalto a quella che è una terra intrisa di cultura in tutti i suoi aspetti, dalla poesia, dalla musica e soprattutto anche della pittura. Quindi ci è venuto in mente di poter ospitare una serie di opere di artisti del territorio proprio per valorizzarne la cultura sotto un cappello che è quello del connubio sicuramente inscindibile tra cultura e legalità. Tant'è vero che, appunto, come spiegherà anche il maestro Patti, l'intitolazione di questa diciamo, esposizione permanente di opere è proprio questo. Quale sarà invece l'aspetto operativo di questa nuova struttura della Capitaneria? Sì, ospiterà la nuova area comando, quindi con l'ufficio del comandante, il comandante in seconda e le segreterie particolari. Un lavoro che è durato insomma, parecchi anni e che finalmente vede alla luce per poter dare un giusto risalto alla direzione di questa importantissima autorità marittima siciliana. L'arte, la pittura in particolare, si sposa egregiamente con le istituzioni. Questa donazione, questa simbiosi tra l'Accademia e la Capitaneria di Porto. È un'idea geniale che noi abbiamo sposato subito perché istituzioni rappresentano la legalità e la legalità deve essere anche al servizio della cultura e lo è di fatto, e questa è una grande dimostrazione. Quindi avere coinvolto artisti dell'Accademia Comunale Arte, Cultura e Legalità, che non sono dei professionisti, sono delle persone, che la maggior parte, che sono andate in pensione e quindi per passare, diciamo, per consumare, ecco il termine magari sarà brutto, il tempo, si impegnano frequentando questi corsi e sono anche dei lavoratori, delle persone che durante la giornata impiegano il loro tempo nei propri uffici a dedicarsi alla pittura. Che cosa avete proposto e che cosa avete donato alla Capitaneria? Noi abbiamo donato, oggi abbiamo portato altre opere, quindi in pratica sono 17 opere di tutte le tecniche e di tutte le categorie, quindi dagli acquarelli alle tempere, delle pitture con tecnica mista e poi anche pitture a olio su tela. La città di Favara non ha il mare, però tra Favara e la Capitaneria di Porto c'è sempre stato un feeling particolare, Assessore. Assolutamente sì, e questo feeling oggi è confermato tra Favara, in particolar modo con l'Accademia Arte, Cultura e Legalità del Maestro Patti e la Capitaneria di Porto. Oggi un'occasione unica affinché le nostre tele, quindi fatte dagli artisti che provengono da ogni parte della Sicilia, perché davvero l'Accademia è seguita da moltissimi artisti, quindi ha un richiamo eccellente, possano essere esposte e possano essere godute da gente, comunque dalle persone che all'interno della Capitaneria di Porto transitano. La Capitaneria si spende su tutto il territorio, quindi in mare, questo connubio tra Favara, città dell'acqua, perché anticamente Favara appunto Fabaria, e il mare che ritroviamo invece a Porto Empedocle, che comunque nelle nostre coste è fondamentale per noi, e l'eccellenza vista negli artisti che operano all'interno quindi dell'Accademia Arte, Cultura e Legalità, per noi amministrazione non può essere che un vanto, quindi è un orgoglio essere qui ad inaugurare quella che è una mostra così importante e sicuramente che sancirà un connubio futuro anche tra Favara e Porto Empedocle, che è la Capitaneria di Porto, grande istituzione.